aprite sta porta. Aprite. Poi stampiamo una bella bottiglia e berrete pure voi. Bada! Se tocchi una preda di questa casa, io mi butto a basso. Ma che sei pazza? Il pazzo sei tu. Signorina. No, non vi avvicinate. Tu sei il pazzo. Ha perduto completamente ogni capacità di capire fino a quale punto di imbecillità può arrivare l'uomo senza compromettere irrimediabilmente la dignità umana. Non capisce più niente, sei rimbambito. E anche ammesso che io mi sia rimbambito, tu ti vuoi buttare di su. E tu non stai facendo lo stesso. È nel precipizio che hai scelto per conchiudere la tua vita. Non ci vuoi fare cadere pure a me. Al precipizio morale, io preferisco quello vero. Se non escono di casa l'architetto e i muratori, io ti faccio vedere il volo dell'angelo. Ma perché? Ma non ne eravamo d'accordo che la casa bisognava rimodernarla, metterla a posto, renderla moderna? D'accordo con chi? Con me? Ti sbagli. Ma come mi sbaglio? Come non ti feci vedere il progetto? È venuto l'architetto e sta girando per casa con il metro in mano da più di 3 mesi. Non l'ho visto. No, e quando tu me ne parlavi io non ti sentivo proprio. Ah, non hai visto, non hai sentito? Allora sei sorda e cieca. Le tengo le orecchie e tengo occhi per vedere dietro la montagna che ci sta. Ma che si rifiutano di vedere l'ingiustizia, la falsità e l'egoismo. Quando tu mi parlavi di trasformare la nostra casa, che è stata per noi la culla della nostra infanzia, in un ambiente estraneo ai sani principi che ci hanno tenuti legati l'uno all'altro nella buona e nella cattiva sorte per tanti anni, e si capisce che io ho fatto finta di non vedere e di non sentire. Guardate, mi fai arrivare fino a questo punto, fai venire i muratori, fai incomodare l'ingegnere. Come arriviamo fino al giorno della costruzione e tu non hai detto mai niente? Ho taciuto. Quante volte tu me ne parlavi non ti ho mai risposto. Non dicevo né sì e né no. E non mi verrai a dire che questo mio silenzio veniva interpretato da te come adesione. Siamo fratello e sorella, ci capiamo con uno sguardo. A te non poteva sfuggire il mio atteggiamento ostile, ma siccome avevi deciso di attuare il tuo proposito, indipendentemente da quello che poteva essere la mia volontà, ti faceva più comodo di interpretare il mio silenzio a modo tuo. Ad ogni modo, fammi il piacere, scendi da questa finestra. Che vogliamo fare? Qua siamo al 5° piano. Insomma, metti un piede e un fallo, è una scena da San Carlino, finisce a tragedia fra me e te. Devono uscire l'architetto e i muratori. Chiari, tu mi devi mettere con le spalle al muro, guarda che io mi attacco al telefono e chiamo i pompieri. E vediamo chi arriva prima, se i pompieri o io. Senta, professore, noi ce ne andiamo. Se la signorina Evelina vuole così è meglio non contraddirla. Quando vi sarete messi d'accordo? Ma niente affatto, ma io non posso subire un'imposizione del genere, non vi muovete da qua. Ma quella si butta di sotto. E si butta. E se si butta finiamo in galera tutte e 6. Un momento, voi dove andate? Aspettate, così restiamo pure senza testimoni. Adesso andiamo via tutti insieme. Ma perché, scusate, perché dovrei andare in galera? Ma perché esiste forse una legge che mi rende responsabile della pazzia criminale degli altri? Se la signorina Chiarina Savastano se ne vuole andare all'altro mondo per ragioni sue che non ci riguardano e sceglie come suicidio la collina del Vomero, che colpa è la mia? Che c'entro io? La colpa è tua! Tu mi costringi a gettarmi dalla finestra. Ma che ti credi? Che questi signori non andranno a riferire in tribunale quello che stiamo dicendo adesso? È la verità, ve lo giuro. Si voleva liberare di me. Quando ha visto che non potevo più essergli utile, tanto ha fatto e tanto ha studiato finché è riuscito a farmi gettare dalla finestra. In galera, finisce, in galera, in galera. Abbiate pazienza, ma aspettate fuori, io cerco di convincere mia sorella, poi vi chiamo. No, e se ne devono andare proprio. Ma allora non hai capito niente, io non li voglio più vedere in casa. Abbiate pazienza. Andate. Va bene, professore. Scusate tanto, io chiedo scusa. Se ci sarà un controllo, Scusate, suonate il campanello della porta a fianco, fate venire la signora Matilde, la chiamate, io non voglio rimanere solo con questa pazza. Va bene. Scusate, io lascio la porta aperta. Casomai vi rimando a chiamare,